Se i soccorsi fossero arrivati una manciata di minuti dopo, il bimbo sarebbe certamente morto. Invece il perfetto coordinamento tra le centrali operative dei carabinieri della provincia di Padova e l'abilità dei militari impegnati nelle ricerche ha permesso di rintracciare l'auto utilizzata dalla donna padovana di 44 anni per allontanarsi da casa assieme al figlio. Il piccolo era stato narcotizzato dalla mamma, che aveva intenzione di togliersi la vita e di toglierla al bambino, malato da tempo. Entrambi sono stati ricoverati, lui in pronto soccorso pediatrico e lei in psichiatria, e pare che almeno per il bimbo la situazione stia tornando alla normalità. Lo stato della madre sarà invece oggetto di approfondite verifiche nell'immediato futuro. Il successo delle ricerche comporta per i carabinieri padovani un giusto motivo di orgoglio per la gestione tecnologica dell'emergenza, che ha comportato complicate verifiche sulla rete di videosorveglianza e un'incessante supervisione dei movimenti del cellulare della donna fra le celle della rete telefonica. Forte è la soddisfazione, fanno sapere i carabinieri, per essere riusciti a evitare una tragedia che avrebbe potuto diventare l'ennesimo caso di morte di un bambino coinvolto nello stato di malessere o di sconforto della madre, che non vedendo altra soluzione decide di porre fine alla propria vita portando con sé la persona che più ama.